Allora, Sindaco, arrivare a dei controlli di vicinato così strutturati significa che la situazione a Santa Lucia di Piave è abbastanza critica per i cittadini. Beh, sicuramente oltre un mese, tutti i weekend e non solo quelli, le case dei miei concittadini sono prese di mira dai ladri ripetutamente, con o senza allarme, anche con dentro la gente che non se ne accorge, non se ne accorge subito. Diciamo che non abbiamo mai subito un assalto di questo genere, di queste dimensioni, anche se peraltro in primavera e in autunno, quando cambiano diciamo gli orari, e in queste ore qui dalle 6 alle 9 la gente non è ancora a casa, ci sono sempre stati furti, ma adesso così in queste quantità industriali non è mai successo, e io sento il dovere di intervenire perché sono i cittadini che me lo chiedono. Io stesso 5-6 anni fa ho subito due furti nel giro di qualche mese, uno mentre sono stato fuori mezz'ora di casa e un altro mentre ero in casa, quindi non è una novità. La novità è questo intervento così, con assoluto poca paura da parte dei ladri. Insomma, io ho dei filmati che mi hanno girato i cittadini di alcune telecamere dove si vedono queste persone che vanno tranquillamente nei giardini, entrano, se ne vanno, sono vestiti di bianco, quindi non si riconoscono ovviamente, ma arrivano dai campi, fanno quello che vogliono. Insomma, la situazione non può andare avanti. Io non posso dire niente delle forze dell'ordine, a cui trasmetto costantemente ogni giorno, oggi stesso, numeri di targa, segnalazioni che mi fanno i cittadini, targhe sospette. E loro so che sono presenti, hanno anche incrementato nell'ultima decina di giorni la pressione, però diciamo c'è l'impudenza, perché in Italia, parliamoci chiaro, uno che ruba rischia molto poco, diciamolo fuori dai denti. Rischiano di più le forze dell'ordine se magari torcono un dito in una colluttazione, questa è la verità. Questi sono i pattugliamenti, delle passeggiate che faremo anche per la salute, per le vie del paese, negli orari consentiti, perché il nostro obiettivo è, uno, disturbare se qualcuno sta compiendo o ha intenzione di compiere dei reati, anche se noi non lo sappiamo, ma vedendo movimento, chiaramente questo può dare un fastidio. Due, individuando dei movimenti sospetti, chiamare chi di competenza, le forze dell'ordine, nel senso che a me possono trasmettere i cittadini in qualsiasi momento la segnalazione, l'ipotesi, come hanno fatto sporadicamente ora, ma in maniera più sistematica, e giriamo l'informazione in tempo reale, con ora, numero di targa, se c'è movimento, di modo che poi chi di dovere faccia le azioni che deve fare. Noi vogliamo essere un supporto, però non possiamo neanche accettare, perché ho ricevuto decine di telefonate, messaggi, inviti ad operare, tanto più che ben oltre 50 persone hanno già dato la disponibilità di partecipare a queste marce di guardia, tra virgolette, della salute, ambientali, chiamiamole così, perché il parassita è l'adrunculus in farabutis che ci sta colpendo, e quindi sono giovani, sono donne, sono persone che intendono e ritengono che si debba fare qualcosa.